Domenica 1 gennaio Capodanno, un tuffo collettivo nel mare di Scala dei Turchi a Realmonte lungo la costa delle Mito ha salutato l'avvento del 2023. Nella spiaggetta ad est della scogliera di Marna Bianca è stato organizzato un bagno e poi una breve traversata a remi su tavole da sup, da un lato all'altro dello splendido promontorio incastonato nel Mediterraneo. La manifestazione di promozione turistica intitolata Sicilia un'estate lunga tutto l'anno è stata organizzata da Mare Amico Agrigento e dal distretto turistico Valle dei Templi in collaborazione con il comune di Realmonte. Hanno partecipato anche il San Leone Surf Tribe, il Club Paradise Agrigento e il Surf School Porto Empedocle, che hanno reso a disposizione gratuitamente SUP. Ascoltiamo il sindaco di Realmonte Sabrina Lattuca, l'amministratore del distretto turistico Fabrizio Lagaipa, il coordinatore di Mare Amico Claudio Lombardo, il presidente della scuola San Leone Surf Tribe Michele Catania ed il presidente dell'associazione Surf School Porto Empedocle Marco Tirolt. Siamo ai piedi della Scala dei Turchi per la seconda edizione di un'attività che cerca di dimostrare che in Sicilia è estate tutto l'anno in queste zone e che è possibile destagionalizzare. L'amministrazione in questo senso ha accolto immediatamente la proposta di varie associazioni, tra cui Mare Amico, perché è fermamente convinta che fare promozione turistica significhi fare crescere un indotto economico notevole e possa fare sì che le sorti di questi territori così belli e unici possano essere risollevati. Una bellissima tradizione che si rinnova qui davanti alla Scala dei Turchi, che è la perla della Costa del Mito, che è questo tratto di costa straordinaria che va da Selinunte sino a Gela, dove l'estate dura tutto l'anno, per cui grande mare, grande cultura, ci sono i monumenti, ci sono le feste, c'è il divertimento, c'è la gastronomia, ci possono veramente venire a trovare tutto l'anno. Vi aspettiamo sulla Costa del Mito. Mare Amico da anni si batte sia per la pubblicizzazione della Scala e per tutti i luoghi di interesse naturalistico. Certo, una giornata di oggi ci spinge a fare pure dello sport in questo sito che presto riceverà un riconoscimento internazionale. Siamo qua alla Scala dei Turchi con la nostra scuola, invitati da Mare Amico, Costa del Mito e il Comune di Realmonte per l'edizione del bagno collettivo alla Scala. Siamo contenti di poterne fare parte, ci troviamo con i nostri allievi, vediamo ora di poter iniziare e dare vita a questa splendida giornata. Buongiorno a tutti, buon anno, siamo alla Scala dei Turchi, patrimonio di tutti. Accolti dall'invito di Mare Amico per questo bagno di Capodanno abbiamo messo le nostre tavole di SUP a disposizione. Noi siamo la Surf School di Porto Empedocle, siamo un'associazione di promozione sociale che ci spendiamo per il territorio, infatti proprio a Natale abbiamo regalato il defibrillatore che verrà installato ai piedi della Scala dei Turchi. Buon anno a tutti, estate tutto l'anno. Buon anno.